Sono in corso i saldi estivi, gli acquisti primavera-estate a prezzi scontati, il videogiornale in alcuni esercizi commerciali della città, gli interventi al microfono Dario Piparo. Comincia ufficialmente la stagione dei saldi. I ribassi su tutti gli indumenti dureranno 2 mesi, come in tutte le regioni italiane. Il tutto è iniziato sabato 5 con tanto di notte dei saldi, che ha visto molte attività agrigentine rimanere aperte fino a tarda serata. Confermate alcune regole base per i commercianti, come l'indicazione dello sconto in percentuale da esprimere sul cartellino, al fianco del prezzo classico di vendita e di quello finale. Gli indumenti messi in saldo dovranno essere quelli di stagione e se non venduti entro un certo periodo di tempo potranno essere ulteriormente deprezzati. Sarà comunque possibile affiancare in vendita capi appartenenti alla stagione non in corso. Siamo stati al centro commerciale Valle dei Templi di Agrigento, dove abbiamo raccolto testimonianze tra acquirenti e commercianti stessi. Per questo siamo qua, per vedere se c'è qualcosa che ci interessa e quindi è conveniente. E questo è il momento giusto per acquistare? È giusto, certo. Almeno sono troppo proibitivi i prezzi durante il periodo dell'anno in generale, al di là di quando ci sono gli sconti? Sì. Carucci. Sono un po' cari. Se battono per niente, aspettano gli sconti. Grazie. Quando ci sono i saldi lei punta su qualcosa in particolare, abbigliamento? No, qualsiasi cosa che interessa. No, non c'è un articolo specifico. Sì, l'abbigliamento, diciamo, e le calzature in particolare. Approfitterai dei saldi per i tuoi acquisti? Penso di sì, sia sull'abbigliamento che su altri prodotti. Ecco, quindi magari una spesa un po' più corposa rispetto agli altri periodi dell'anno, oppure? Sì, aspettavamo giusto i saldi per cominciare a comprare qualcosa. Quindi su per giù, soprattutto abbigliamento? Soprattutto abbigliamento, sì. Mangiare, sì, ci conviene mangiare, cibo, sì. Abbigliamento? Ma facciamo a meno, che non ce n'è. Anche in questo periodo? Sì, va bene, anche in questo periodo va bene, perché l'unica risorsa è questa, aspettiamo i saldi, che purtroppo con la crisi galoppante che c'è bisogna accontentarsi di quello che si trova. Purtroppo non si trova tutto l'articolo, non si trova niente, ma bisogna accontentarsi per questo. Sono cominciati sabato i saldi, ecco, voi che proposte avanzate alla clientela? Sì, abbiamo iniziato sabato con la notte dei saldi e abbiamo, come vedete, tutto col 20, il 30, il 50, abbiamo le magliettine 9,90, 7,95, comunque c'è una vasta scelta di prodotti a basso prezzo per invogliare la gente ad acquistare di più. Ecco, il primo giorno anche questa iniziativa della notte dei saldi, com'è andata? No, devo dire che è andata bene, non ci possiamo lamentare, è stata organizzata benissimo. Abbiamo avuto molta affluenza di gente, anche tanti turisti, quindi Questi primi giorni positivi? Sì, molto positivi. Speriamo continui così, ecco.